L'Istat stima che nel 2018 siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, il 7%, per un numero totale di 5 milioni di individui. L'aumento della quota di famiglie si è arrestata dopo 3 anni di crescita, pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005. Le famiglie in situazione di povertà relativa nel 2018 sono poco più di 3 milioni, corrispondenti a circa 9 milioni di persone. In termini di individui, il 46,7% dei poveri vive nelle regioni del Mezzogiorno, mentre il 37,6% al nord. Dai dati al 31 maggio dell'ABI emerge che i prestiti a famiglie e imprese registrano una crescita su base annua pari all'1%. Sulla base degli ultimi dati relativi ad aprile si conferma la crescita del mercato dei mutui. L'ammontare totale per le famiglie registra una variazione positiva di più 2,5% su base annua. Sempre ad aprile, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti, per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dello 0,6% su base annua. Conad ha chiuso il 2018 con un fatturato della rete di vendita di 13,5 miliardi, 500 milioni in più rispetto all'anno precedente, più 3,5%, una quota di mercato del 12,9% e 56.005 addetti, con 3.243 nuovi occupati. Si rafforza la leadership nei supermercati con una quota del 22,4% superiore di 0,8 punti percentuali a quella del 2017. In crescita anche il patrimonio netto aggregato che raggiunge i 2,5 miliardi. Rafforzare l'Europa e il ruolo dell'Italia all'interno dell'Europa, rilanciare la crescita industriale nel nostro Paese attraverso una politica che non viva la giornata alla ricerca di un voto in più, ma che abbia una visione strategica e una capacità di decidere. Questo è il filo conduttore degli interventi che si sono alternati sul palco del Teatro Strehler di Milano in occasione dell'assemblea di Federchimica, a partire dalla relazione del presidente della federazione Paolo Lamberti fino all'intervento conclusivo del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Un settore, quello della chimica, che nel nostro paese conta oltre 2.800 imprese e circa 110.000 addetti, realizzando un valore della produzione pari a 56 miliardi di euro. Numeri che fanno dell'Italia il terzo produttore europeo e l'11° al mondo. Ma anche la chimica, come altri settori industriali, sconta una crescita zero nei primi mesi del 2019 e le prospettive sono quelle di un ulteriore peggioramento con il persistere dell'attuale clima di incertezza. Chiediamo una semplificazione normativa proprio perché diciamo questo insieme di norme rende tutto estremamente complicato. Questo non vuol dire assolutamente chiedere favoritismi o cose di questo genere, ma vuol dire avere un sistema burocratico amministrativo che sia vicino alle imprese e le aiuti nel loro processo di crescita e sviluppo. Fondamentale, come ha sottolineato nel suo intervento il presidente di Confindustria, la partita che la politica italiana dovrà giocare in Europa, con l'impegno innanzitutto per ottenere un commissario di primo livello.